Blindo Studios presenta. Già. Sì, no. Sentito del cadavere trovato nel tombino, ho pensato così, mi è venuto in mente di fare l'uomo in difficoltà, magari anche uno che è cascato in un tombino, poverino, in questo sondazzo di oggi. Cari amici del G, ma l'uomo in difficoltà è soprattutto quello che è rimasto con la lingua di fuori, oppure quello a cui scappa molto da fare popò, sì, e allora, pipì, cioè, capito? Quindi, come quindi vediamo, intanto telefoniamo a qualcuno e non perdiamo altro tempo, con dove siamo? Guarda dove siamo, io non so nemmeno dove siamo in questo posto qui, sì, Telecom Italia. No, assolutamente no, non è così che si fa, Ecco, quindi facciamo quest'altro numero, vediamo un po' se si trova qualche numero valido, Non so nemmeno se ci ho mai telefonato in questo posto, ma non ricordo. La prima difficoltà, sono caduto in un tombino. Sì. Pronto signora? Scusi, sono caduto in un tombino, ho fatto un numero. Signora? Accidenti, bisogna riamarla, no? Sì, che sistema gli ha detto di riattaccare subito a uno che è caduto in un tombino. In un tombino, appunto, in un tombino. Vero? Ma io non lo so. Sai del tombino? Guarda, l'hai visto? Niente, non ne vuol sapere. Io che cosa ho detto? Vabbè. Andiamo avanti, per carità di Dio. Sai, non vorrei essere capitato in uno di quei posti dove le persone non vogliono parlare, non parlano per niente, li attaccano subito tutte, perché fanno così, a volte. Sì, ci sono proprio quelle fatte con lo stampino nei loro comportamenti. Già. Vediamo. Oh, che puzzo. E qui ovviamente non c'è nessuno, ci mancherebbe che, se è vero, si cominciasse subito con, no, bisogna sudassero il sondazzo, ma è così, più ci si suda e più poi ci si gode. Vai su. Ecco, sì. Pronto signora? Scusi, ma sono caduto in un tombino. Può fare qualcosa? Scemo. Sì, Se faccia ricoverare. Ma sono in un tombino. Ma come scemo? Sono un tombino, sono pure scemo. Sarò scemo perché sono caduto in un tombino, ma come faccio a farmi ricoverare se... Da richiamarla, signora. Ma io non lo so. Ma sono tutte così, hai visto? Tra. C'è puzzo di merda, signor. Via, si andrà, vai, ecco. Beh, tanto, sai, è uguale. Tombini ci sono dappertutto, no? Pronto? Mi scusi, ma sono caduto in un tombino, non so come fare, pronto, ho fatto un numero a caso, come si fa? Qui è pieno di topi, almeno ci fosse una topa, pronto? Aiuto, sono caduto in un tombino. Chi è? Qui io mi chiamo Pietro, non so come fare, sono caduto in un tombino. Potete aiutarmi? Ma quale scherzo? Qui è un puzzo tremendo, io non so come fare, forse ci crepo dentro qua. Il tombino sarà la mia tomba. Aiutatemi, tiratemi fuori. Aiuto. Oh. Scherzo. Anche questo va richiamato, ovviamente. Sono tutti così, E fanno tutti la stessa cosa, In 3 parole e poi scappano, Sì, io non lo so, ma lo sanno cos'è un tombino? Lo sapranno, lo chiameranno tombino da quelle parti, io lo chiamo tombino. Ho visto la notizia, Napoli, cadavere rinvenuto in tombino. Ma se si è rinvenuto? Ah, no, non si è rinvenuto, allora era svenuto, no, era proprio morto.
Ecco, lo vedi, guarda. Perché si dice tombino in italiano. Sì. Niente da fare. Questo non risponde. Sono fatti così da queste parti, ma io nella prima parte li studio, nella seconda li stanco. Ma, almeno ci provo. Nini. Si potrebbe cambiare anche tipo di difficoltà, ma proviamo ancora un po' con questo tombino. Pronto? Pronto? Sì? Signora, guardi, sono rimasto chiuso in un tombino, sono cascato dentro, qui è tutto pieno di schifo, non so come fare, ci sono i topi, aiutatemi, un tombino, c'è puzzo, non so come fare a uscirne fuori, sono un po' troppo grasso. Pronto? Mi sente? Io lo sento benissimo, Ho fatto ma un lei... numero perché sono rimasto cascato. Ma lei dove si trova? Io stavo passando via La Manga, sì, c'è un tombino aperto, non l'ho visto, non me ne sono accorto, sono cascato dentro. Scusi, Io non so come perché non fare. chiama il 113 direttamente? Ma mi hanno detto è uno scherzo, non è vero, signora, sono qui. Guardi, io da sopra via Lavanga non vedo tombini aperti. No, ma perché lei sta in via Lavanga? Sì? Ah, non sapevo, ho fatto un numero a caso. Signora, come sarebbe non vede tombini aperti dalla finestra? No, dal terrazzo, io abito in altezza e vedo tutta via Lavanga. Tutta, guardi, Tutta? ce n'è uno aperto all'altezza più o meno del numero 82. Il numero 82? Sì, più o meno io passavo lì davanti perché ero stato lì. Aiuto, ci sono i topi. Dio mio, questo mi Io non mi ammazza. ricordo che ci siano tombini così grandi però, No, è grande questo, io sono magro, però poi sono gonfiato dentro, non riesco più a uscire, non so come fare, era un tombino aperto, ma perché lasciano i tombini aperti? Guardi, mamma mia, c'è una talpa, la talpa! Le talpe non esistono dentro ai tombini dell'acqua, le talpe esistono solo in campagna. Ma non è un tombino dell'acqua, è un tombino della cacca, questo qui, delle fogne. Ma le talpe non ci sono dentro le fogne? Ma le talpe ci sono nelle fogne, ma io avrò sbagliato, non sarà un topo, non me ne intendo io, sarà un topo. Senta, ma ha tanta voglia di scherzare? Sembra un orso da come mi guarda. Cosa non devo fare? crederei che lei sta affogando neanche se mi pagassero. Ma io non sto affogando, sto morendo dal puzzo qui dentro. E allora si mette a strillare. Io sono con la testa fuori, però non fuori dal tombino, fuori dal liquido. Io penso che lei sia con la testa fuori del tutto, però, Come stai? Scherzavo, no? Chi è? Non mi ha riconosciuto? No. Però ci hai creduto per un po'. Mamma mia, ragazzi, c'è Marcello? No, Marcello non c'è, ma chi è? Ti ho fatto uno scherzo, dai. Ma ci hai creduto, eh? Povero uomo caduto in un tombino, ha guardato la via, non c'era. Per me poteva anche affogare. Brava, complimenti davvero, eh. Insomma, no, io cercavo Marcello, se è possibile. Ma chi è che cerca Marcello? Mi chiamo Pasquale, anche se io sono toscano, ma mi chiamo Pasquale così, perché ho origini meridionali. Non fa niente. Oramai l'Italia è tutta mescolata. Brava, mescolata anche con altre nazioni, per cui non c'è nessun problema. Ti volevo dire che fosse mescolata solo con gli italiani. No, è mescolata con tutti oggi come oggi, no? Mi sembra, o sbaglio? Vabbè, insomma, ma va bene, il miscuglio rinforza il sangue della la razza umana, intendo. Senti, no, ti volevo dire, posso lasciare detto qualcosa per Marcello? Sì, lui dovrebbe tornare tra un'oretta. Tra un'oretta, ma mi lascia detto questo, lo dici, stasera, stessa ora, stesso posto, quelle due ci sono. Ma stasera è impegnato. Sono anche molto... No, davvero? Sì. Ma come faccio io? Dovrebbe... E poi io mi trattengo solamente oggi e domani al massimo, perché quelle due sono veramente buone, ma buone. Dovrei dar da fare il doppio. No, non ce la faccio, non ce la faccio, due no. No, due no. Una sì, ma appunto per quello volevo che lui prendesse l'altra. Cioè, avevo preparato tutto, anche un bel giro di coca, cioè per divertirsi sempre di più, per star bene. La Coca-Cola fa bene a qualsiasi ora. Coca-Cola? Tu parli di Coca-Cola? Beata ingenuità. Sola beatitudo, beata solitudo, anzi, beata solitudo, sola beatitudo.
Sei sola in casa? No. No, meno male, perché guarda, io avrei paura dei cattivi, degli assassini e degli stupratori, fossi Io te. non ho paura di nessuno dei... Brava, e Marcello me lo dice sempre, andiamo a farcene 2 qualche sera, ma insomma, belle, pastose, calde, tonde, sì, io poi saprei una napoletana, sai? E un'altra, si chiama Margherita, non te lo volevo Il dire. nome non mi ispira tanto. Perché? Perché le margherite che ho conosciuto erano tutte acide. Ah sì? Ma questa è buona invece, parecchio buona, se devo dire, cioè, a mio gusto, Infatti Che ne so, il tuo gusto potrebbe essere anche buona intorno, ma essere brutta come una cozza in faccia, la cedevo a lui, io mi prendevo la napoletana. Beh, ma chi ci va a rimettere è lui, mica io. Perché? Perché se lui va con questa buona è lui che ci va a rimettere qualcos'altro, mica io ci vado Ma a perché rimettere. deve rimettere, scusa, Ma uno rimette, cioè vomita? Vuoi dire vomita? No, Rimette? no, si rimette in Ma perché deve vomitare? Ma ci mancherebbe altro, Ma lo porta in un posto Perdi sano, qualche sai, in un cosa, posto va bene. buono, dove, Sì. Ma se lui va a incontrare questa dolce signora, incontrando e ottenendo qualcosa di nuovo, perde Signora, qualcosa di signora, vecchio. non esageriamo, signora. Non sono di larghe vedute io. Dolce non lo so, perché magari non è una cosa dolce, ma buona, sì, E come la fai? Visto che è tanto buona, come la fai? Arrosto, condita? Ma che condita? Con le dita vuoi dire? Con le dita si possono fare tante cose. No, ma non è arrosto, assolutamente. No, ci mancherebbe. No, benché insomma in un forno a legna potrebbe andare bene, la cosa. Un po' come ti pare. Allora, glielo dici quando torna? Sì. Dice, ha telefonato chi? Pasquale. Stasera, stesso posto, stessa ora, quelle 2 ci sono, ci stanno, non mancheranno. Non glielo Tra l'altro una cosa, pago io. Vabbè, Perché l'altra volta disse no, te le offro io, l'altra volta, no? L'ultima volta che abbiamo fatto. Te le offro anch'io, un paio di mazzate te le offro volentieri. Mazzate? Ma che mazzate, scusa? Ma è una cosa molto normale quella che propongo io, Non c'è mica niente di male. C'è qualcosa di male? Che ne so io? Insomma, ogni tanto 2 uomini potranno andare fuori da soli e insomma, farsene 2. Potrebbero anche andare ogni tanto fuori le mogli da sole. Ma che vadano pure, ma che si levino ogni tanto, insomma, abbi pazienza. Sai, la napoletana, quella che prendo io. Guarda, le napoletane che ho conosciuto io mi hanno fatto venire l'esaurimento. Senti, le napoletane non ti piacciono, quelle che si chiamano Margherita non ti piacciono, ma guarda, io... A me non piacciono proprio le donne in generale. Secondo me a te piacciono i calzoni, A te piacciono i calzoni, secondo me. Non mi sarei sposato, no? Lo vedi che è tutto vero, Te vedi un calzone e non resisti. No, non è vero. Te lo devi fare. È difficile. Ciao, Diglielo a tuo marito, diglielo. Buongiorno in studio Daniela Ubaldi, chiusura di campagna elettorale per le amministrative, si vota di importanti città domenica e lunedì. Bene, cari amici del vostro caro dolce amaro, amato, odiato, umano e disumano amico G. Che cosa succede qui? Che cosa è la seconda parte del sondazzino? Del sondazzone, vorrei dire il sondazzone, è un programmone, Io non so quanti programmi, voglio dire, abbiano tenuto banco per così tanti anni, vero? Ci sarà qualcuno da qualche parte, per carità di Dio, ma insomma io penso che il sondazzo sia un programma record in tanti suoi aspetti. Bene, d'accordo, a questo punto detta questo autosbrodolamento, andiamo a ruota libera, sempre nello stesso luogo di prima, dove abbiamo trovato diverse persone un po' restie, ma una alla fine, quella poverina che, benché io abbia parlato di capricciose, no, di margherite e di napoletane e di buone, insomma, di coca, lei ha detto Coca-Cola, ma effettivamente non è arrivata alle pizze, però le piacciono i calzoni, però quelli con dentro le cosce degli uomini, ma guardate. Vabbè. Pronto? Sì. Pronto?
Non sento. Pronto? Ah, signora, c'è Donato? Sì? Sì? Me lo doni, per favore? Sì. Grazie. Donato, Ti cerco. Donato, ti cerco. È un uomo. È un uomo. Lo spero, insomma. Dai, su. Dai. Eccolo. Pronto? Pronto, Donato? Chi è? Buongiorno. Buongiorno, chi è? Io sono Razzapuncala. Come stai? Ma chi è Razzaputra? No, sì, Razzapuncala. Perché cambi il nome? Razzapuncala. Hai capito? Sì, ma Ie cosa? Ie? cosa vuole? Chi? Razzapuncala? Cioè io? Sì, volevo parlare con te, Donato. No, Razzaputra. Come? hai detto Donato? Sì, sì. È sì, per sì. via del cane. Ah, Ecco, il cane rompe un po' le palle. Ha capito? sì, ho capito, me lo dice a me, te. Certo, a chi lo dico? Pronto? Ah, signora? Sì. Ma il cane, io volevo parlare con Donato perché è l'uomo di casa e a me ha ripassato lei. Quel cane, signora, questo cane dà veramente fastidio. I vicini di casa si sono molto arrabbiati. Anzitutto chi è lei? Io sono il dottor Razzapuncala, sono un magistrato che si occupa Sì. di controversie anche fra vicini di casa. Sì. Ecco. Il problema è Sente, non è possibile perché questa non abbaia, sta in casa. non con abbaia, me. guardi, l'ho sentita adesso che ha abbaiato poco fa, un È attimo dentro fa. casa. Ha Dentro visto casa. che io ho strillato, ha abbaiato, ma dentro casa. Mica la sente ancora. Abbaia perché questa cagna, una cagna femmina, vero? È un pastore tedesco. È femmina? Sì. È femmina, sì, lo sapevo. È un pastore tedesco, è una pastorella. Insomma, volevo dire, qui il problema è che invece l'abbaiare di questo cane senti. passa attraverso i muri. I vicini di casa sono molto non abbaia incazzati. proprio. Ma come l'ho sentita io? L'ho sentita Ma scusa, uno non fa neanche la dossa. Mi bussa uno a casa, non si può far sentire. Come non si può Ma far non sentire? è che abbaia il vicino, arrivano vicino da casa. gli Non fa trovare una solo, visita. non solo, una persona ha detto anche che è stata morsa. Una Come? persona è stata morsa. No, non lo dice neanche per scherzo. È stato il postino che la cagna è andata dietro e l'ha morsa nel culo. No, Ha morso il guarda, postino non lo nel dire culo. neanche per scherzo. No, questo ma io non lo dico per ragazzo al scherzo. telefono. Io non lo dico per davvero. Ecco, adesso è venuta una vicina di casa, la sente? Me la passi. Me la passi la vicina di casa. Sì. Dici che devo passare la vicina di casa perché il cane abbaia e dà fastidio. Esatto. Al fastidio. Non ci sta nessun cane qua. Come non ci No, sta il nessun cane qua? mio, questa, Come non ci Laika. sta? Laika, la famosa Laika. Che mandiamo nello spazio. No, ma sa dire, ci mi passa questo vicino di casa che abbaia Laika. Me Io la mi passi? tante volte a casa. Mi faccia sentire questa Senta, testimonianza. signore. Mi faccia sentire questa testimonianza della vicina di casa. Gli faccio sentire la testimonianza della vicina di Ecco, casa. va bene, che me la Laika passi, abbaia. Dica che sono il dottor Razzapuncala. Vieni. Io non ho mai sentito abbaiare Laika. Io sì. Pronto? Pronto? Sì? Lei è una vicina di casa? Sì. Ecco, siccome io sono un magistrato Sì. che si occupa di controversie anche a livello, diciamo. Ma che altro è Laika, scusi? Laica, si tratta di un pastore tedesco di razza, pastore Ma tedesco mozzica. femmina, laica, e praticamente molti si sono lamentati Ma perché lei questa ha cagna. sbagliato persone e ha sbagliato casa proprio. Ma come? Si chiama laica, sbaglio? Ma ha sbagliato proprio, veramente. Ora, lei mi fa. Lei si chiede a tutta Signora, Florida, che cos'è Laika? aspetti, mi faccia una testimonianza sua come vicina di casa, va bene? E cioè? Allora, giuro di dire la verità.
Vabbè, No, devo dica. dire questo io a lei. No, vede, io le dico che sono sicurissima, ma lei no, ci ripeta. faccia quello che ci vuole. Giuro io non faccio niente. Giuro, allora non è valida la sua testimonianza, mi dispiace. Laica sarà soppressa. Va bene, non si preoccupi, va bene. Ma tanto non è sua, che gli importa a lei, Ma lei allora non mi conosce proprio. Non la conosco e non la voglio nemmeno conoscere, signora, guardi. Oh, ecco. Laica, è un nome da cagna, poverina. Ma è tanto buona la Laica, vero? Ho richiamato, è tanto buonina, sì. È buonina, dai, lo so. Ha fatto un solo... pronto? Sì. Senta, sono sempre io. Sì. Qui questa vicina di casa si è dimostrata veramente inattendibile. Senti. Che? Sì. Signora? Cosa fa? Inattendibile. Cosa vuol dire inattendibile? Ma qua dove stai tu quello? Io sai, un corso privato, il portiere. Ora stanno parlando della telefonata. Che bello però, aver qualcosa di cui parlare, qualcosa di diverso, dalle stesse cose di tutti i giorni. Oggi hanno già messo. Anche con i vicini. E ora? Io però mi domando, tutte le volte che queste persone, e succede spesso, non riattaccano il telefono, lasciano staccato, non pensano che la persona dall'altra parte possa continuare ad ascoltare quello che dicono? Non se ne rendono conto. È entrando nella camera da pranzo adesso? Da letto. Per vedere quante cose ci potevo mettere sopra l'Angelina, quante ci potevo mettere? Non riesco a capire di cosa stiano parlando adesso. Comunque poi te l'ho detto. Ma perché ti sei caduto? Ma dice perché stavo interpolare qualcosa che dovevo fare presso le cose, perché tu te ne vai dopo e non finisci e non finisci. Ma lo sai che questi stanno già parlando di altre cose? Mi hanno inculato alla grande. Cioè stanno parlando dei fatti loro. Ma vai, insomma, ma io mi domando e dico, mi ho dato un argomento bellino, quello del cane, la cagna, e poi queste e vanno a parlare di altre cose. No, va via bene, basta. Hai visto? Questo è passato il momento. Vabbè, d'accordo, vai. Mi è sembrato che parlassero di altre cose. Poi. E poi farai di me quello che vuoi. Che fai? Hi-fi. Che fai? Hi-fi. Berta. Sì, pronto? Signora Berta? Sì? Berta? Proprio lei? Sì. Non è italiana, vero? No, chi è lei? Sì, no, appunto, Berta col TH, Berta. Io sono un parente, un discendente di Rino Gaetano. Ah, non lo so. Sì, non lo sai. Berta filava. No, avrà equivocato il numero. No, non ho equivocato il numero. Non ho equivocato il numero. Equivocavo. Berta, la chiamo subito, Questa cosa sarà? Una prostituta? Non lo so, Berta. Sì, signorina Berta? Signor sì, ecco, volevo parlare un attimo con lei, se possibile. Però io non le entiendo bien. No, non parla italiano? No. ¿No habla italiano? No. Yo hablo español. Bueno, ¿qué es? Bueno, yo quiero saber, insomma, o si può tromber. Io e tu e io. No, señor, no le entiendo nada. No le entiendo, si tromba. Ma che ci sta a fare in Italia se non entiende nada? Scusa, che ci sta a fare? Sei appena arrivata? Sì, la nuova quindicina? Vabbè, non entiendo nada. Vabbè. Come si dice? Io volevo provare perché, come si dice? Se ficca.
verbo ficcare. Ficcare? Sì, l'amor. Non mi entiende. No, non risponde. Vabbè. Ho fatto solo una pregunta, no? Cos'è? Una domanda, una pregunta, ecco. Vabbè, lasciamo stare. Me la stavo già pregustando. E invece, vabbè, d'accordo, andiamo avanti, no? Cioè, è bello che vengano in Italia e non capiscano una parola. Telecomitalia. Ah, bene, questa peggio ancora. No, davvero. No, non intendo. Come fai ad andare a fare la spesa? Sì? Ah, forse il linguaggio della... Telecomitalia. Allora, il linguaggio della pelosetta è universale, voglio dire. La pelosetta. E se la pelosetta viene leggermente spelosettata? È spelosettata? Cioè, nel senso... Ora ho trovato un altro spagnolo, straniero, sì, però Joseph, ma non credo che questo Joseph risponda. Berta, Joseph, dai, che nomi c'è da queste parti? Vedo che Joseph, sono momentaneamente assente. Sì? Lasciare un messaggio dopo il segnale acustico, sì? Oppure premere il tasto di invio del vostro apparecchio per inviare un fax. No, Grazie. Messaggio. Vai. Ecco fatto. Il messaggio è stato lasciato. No, andata bene. Sì. No, niente. No, veramente tranquillo. Una cosa, guarda, proprio tranquillo. Sì. Avanti, va. Non mi sono fatto nulla, dai. Anche perché non mi butto via veramente, ragazzi. No, diciamo la verità. D'accordo. Sì, ecco fatto. Telecomitalia. Ma insomma, quanti di questi numeri sono ancora buoni e quanti invece no? Ditemelo! Scrivelo sull'elenco, questo numero non è più buono. No, non scrivo. No, perché quando hanno fatto l'elenchino, sai che questo comincia a essere vecchiotto, il film sono del 2004. 2004, sì. 2004, siamo già nel 2006, qualche cosa sarà cambiato, Ma come mai da queste parti ci sono tutti questi stranieri? Vero? No, mi chiedo. Mi chiedo. Telecomitalia. Guarda, faccio i numeri di stranieri e mi dice Telecom Italia. Questo si chiama Anthony. Lo so. Come mai? Cos'è questa? Cioè, sì, è un posto. Vediamo questo. Questo invece si chiama William. David William. Oh, David William. Wow, che nome. David William. David William. Oh, David. Buon. Sì, questo passa direttamente ai fischio e allora niente da fare. Lasciamo stare gli stranieri, andiamo dagli italiani, che sono peggio ancora. Sì, da tutte le nazi, davvero, sì, no. Guarda, Heinz Peter, ma ci sono Veronica D. No, dimmi te, cosa c'è una base americana, straniera, cioè che poi sono un po' tedeschi, un po' spagnoli, un po' americani, Ma io guarda, me lo chiedo. Guarda, questa è straniera anche, però mi sembra dell'est. Come mai in questo posto ci sono così tanti abbonati al telefono con nomi... no, porca Eva, questa si chiamava Eva, infatti, no, lo devo dire. È pieno di... Davvero. Ora basta. Dove siamo? Vabbè, qua. Ragazzi, se no qui non si parla con nessuno, e quando parli con qualcuno già sono scontrosi,
Vero? Quelle due ci sono. Oh yeah. Sì, pronto? Buongiorno. Io vorrei parlare con Erasmo, se è possibile. Chi è lei? Io sono un medium. In questo momento non c'è. Non c'è? Perché lui aveva richiesto la mia opera. Lo sapeva? No. Lui voleva mettersi in contatto con un personaggio a lui direttamente. defunto. Sì, io speravo che fosse in casa, perché volevo dirgli che ho avuto un primo contatto con questo personaggio defunto, Adolf Hitler. Lui voleva mettersi in contatto per sapere alcune cose. È il suo idolo? È il suo idolo, non so se sia il suo idolo o meno, so solamente che lui voleva mettersi in contatto, io ho fatto una preseduta e devo dire che si è manifestato. E mi ha detto delle cose anche su Erasmo, cose molto illuminanti. Ne ha bisogno. Prego? Ne ha bisogno. Ne ha bisogno? Sì. Perché? Di cose illuminanti. Ah, perché non è molto illuminato secondo lei, Mi ha parlato anche della vostra situazione. Che situazione? Insomma, lei è la moglie? No, sono un'amica. Ah, lei è un'amica. Quindi non ha una parentela, comunque, diciamo... Una conoscenza. Una conoscenza, non c'è un legame affettivo? Perché io... Pronto? Io lo sento questo legame, ma è un legame che somiglia più a un legume. Cioè? E cioè... Come leggiamo questa telefonata, questa risposta? La chiave di lettura, qual è? Secondo me, questa donna non va molto d'accordo con Erasmo. Vorrebbe che fosse più illuminato, perché lui, purtroppo, di illuminazione ne ha poca. Lei vorrebbe, ma lui, mamma mia. Un'amica? Un'amica. Erasmo. Io vedo che qui 1, 2, 3, 4. Ci sono 4 Erasmo con lo stesso cognome. È logico che io vada da un altro Erasmo. Sì, sarà sempre la stessa persona che ha tante famiglie, per cui questa era solo una delle tante. No, sai, a volte bigamo, trigamo, quadrigamo. No, per dire, no? Illuminazione. Adolf Hitler, pensa te che se ti puoi illuminare Hitler, no? Sì. Intanto mi dicono che io quiero follar, ecco cosa mi mancava, chi la ritrova più quello lì? Io quiero follar. Follar, ecco perché dice sono infogliato. E che è tutto questo? Sai, non sono mai stato in Spagna io. Questo è Erasmo che fischia. Andiamo dall'altro Erasmo, quell'altro ancora, quello da illuminare. Forse lo troviamo da qualche parte, diciamo in una delle sue abitazioni. Una donna in ogni porto, in ogni casa, chissà. Erasmo, io sono un medium. Sì, un medium. Pronto? Parlo con Erasmo? Sì. Buongiorno. Io avevo fatto l'altro numero. Scusi, con chi... Io no, sono un medium. Una signora mi ha risposto dicendo che lei vorrebbe e dovrebbe essere molto più illuminato. No, sono un medium. Una signora ha richiesto il mio intervento perché vorrebbe che lei si illuminasse un po'. E io ho chiamato l'altro numero che c'è sull'elenco, esattamente sopra il suo. Prego? Siete in 4, ma siete tutti diversi? Dipende lei chi va cercando. No, quello che sull'elenco viene esattamente sopra al suo, di nome e cognome uguale, va bene? Ecco, è sempre lei oppure... No, siamo diversi. Perché c'è una signora che mi ha detto che lei dovrebbe essere molto illuminato. Sì, capito. Perché ne avrebbe molto bisogno e mi ha richiesto di mettermi in contatto medianicamente con lo spirito di Adolf Hitler, di cui lei sarebbe, lei sta proprio sbagliando. mi ha detto un grande ammiratore. Sì, allora sto proprio sbagliando. Perché?
Cioè, mi ha detto un nome per cui sta sbagliando proprio nome. Però io vedo che lei ha bisogno di essere illuminato. Senta, non continuiamo. Le mando un elettricista. Le mando un elettricista dell'anima. Vabbè, senta. Vedrà che metteremo a posto tutto l'impianto interno. Senta, tagliamo sto discorso perché... Non tagliamo proprio niente. Lei è un personaggio triste e tristo. Lei può dire tutto quello che vuole. Lei è molto triste, sa. Senta, buonasera. Lei ha molti problemi. Va bene. Ne ha. Andiamo dall'altro Erasmo, che credo sia un geometra. O come fanno a essere 4 Erasmi con lo stesso nome e cognome? Via, andiamo. Sì, va. Nello stesso posto, Sì, che non è poi grandissimo, è una città. Sì, è una città, per questo sì, è una città. Sì. È una città, È una città. Ti dico una città. Erasmo. Pronto? Pronto, signor Erasmo? Sì. Buongiorno. Io sono un medium. Sono stato interpellato da una signora, che penso sia sua moglie, una sua cara amica, qualcuno, per metterla in contatto con una entità che potrebbe illuminarla. Mia moglie non c'è, quindi non posso dire nulla. Quindi... Non importa. È stata questa signora comunque a chiedermi di farle... È possibile sapere il nome di questa signora? Impossibile. Allora impossibile perché non posso mai dire il nome. Io dico lei si chiama Erasmo e basta, non posso dire altro. Non posso trattenerlo al telefono. No, geometra, si fermi. Guardi, questa è una cosa buona, è positiva, Un attimo che la metto in contatto con la persona dall'aldilà che potrà illuminarla. Vieni! Se ci sei, batti un colpo. Eccolo, l'ha battuto. Parla a Erasmo. Io parlo a Erasmo. Gli dico, attento Erasmo, perché una donna che è vicina a te potrebbe avere del risentimento. Cambia vita, tu puoi farlo, devi. Oh Erasmo, porca miseria, che se me ne andavo via, ero tutto impegnato, Ma sembrava veramente, una voce dall'aldilà, dite la verità, Ma sì che sembravo, Ecco, vediamo se risponde adesso. Erasmo, vedi, ti tendiamo le mani, fatti curare dal dottor Sudario. Niente Erasmo, peccato, perché mi piaceva, ma avrei voluto andare avanti, vero? Sì, purtroppo no, c'è poco da fare. Abbiamo terminato gli Erasmi, gli Erasmi anche come fantasmi, e quindi cambiamo assolutamente, registro, il registro, mamma mia. Il registro. Non mi piace il registro. Perché? Perché mi ricorda la scuola. Quando
la maestra e poi la professoressa guardava sul registro. Io quiero follar, si dice in spagnolo. Io quiero follar, tenetelo a mente, sì. Ecco, qui non c'è nulla. Lo so. Lo so. Ecco, vai, sì. Eccolo lì. Sì. Sì, no. Pronto? Che c'è? Pronto? Oh signora, cascato un tombino, è successo? Come? No, bellina. Pronto, buongiorno, signora Cecilia, come sta? Pronto? Pronto, mi sente, signora Cecilia? Sì. Come sta? Bene, Bene, mi fa piacere. Meno male, la sta bene. Senta, signora, quanti anni ha lei? che vuol dire? Vuol dire che, insomma, volevo sapere, 100, 102? Senta. Che la segnalo a Striscia la Notizia. Mi dica. Con chi parlo? Sì, no, sono Come? Sono il signor contatore. Con chi parlo? Bellissima, bellina. Tutto bene? Pronto, signora Cecilia? Sì. Le volevo fare gli auguri. Di che cosa? Perché ha un'età meravigliosa. Ma lei chi è, scusi? Appunto, io sono il signor contatore. Benissimo. Lei quanti ne conta di anni, signora? Ma non lo devo dire a lei. Non me lo dice? No. Ma come? Se li cala ancora, cioè, lo so che non si chiede l'età alla signora, però devo dire la verità, insomma, ha ancora la civetteria di non dirlo. Brava, complimenti. Così si fa, signora. È fantastica. Grazie. È con la sua voce che voglio chiudere il sondazzo, signora. Grazie. È contenta? Sì. Oggi chiudo il sondazzo con la sua voce, sono contentissimo per lei. Grazie. Continui così, Non dica l'età a nessuno, Non la dica a nessuno l'età, Benissimo. Va bene? Sì. Auguri. Grazie. Buongiorno. Fantastica. Cioè, no, una vecchina così è meravigliosa. E con questo vezzo di non voler ancora dire l'età. Cioè, ci sono tanti vecchietti che lo dicono apposta, anzi, se lo aumentano anche di un anno, magari, arrotondano, per far vedere che ce n'hanno tanti, no? Perché a un certo punto, passati dall'altra parte, uno, invece di levarseli, si raggiunge, che non si sa perché. Questa invece, ancora questa civetteria, e la cosa mi è piaciuta, insieme alla sua vocina, veramente unica. Bravo! Ehi, volete il Jeep per uno spettacolo? Semplice, basta chiamarlo al 333 180 52 52. Non rispondo ai numeri riservati, chiaro? Allora ripeto, 333 e bischere tu sei te, se tu rompi le palle, allora! Non c'è il sondazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi importa. Ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete.